po'. Abbiamo ottenuto intanto un nuovo punto d'abilità e ne abbiamo 6 disponibili da spendere all'interno delle nostre statistiche. Vediamo un po'. Intanto andiamo nella sezione del ragno e vediamo un po' quello che abbiamo disponibile. Allora, nuotatore esperto, questa è un'abilità che abbiamo già imparato, vediamo se c'è qualcosa di più importante. Arciere esperto, migliora la stabilità con l'arco mentre prendi la mira, questo può essere importante, perfetto, potenziamolo, importante, e abbiamo sbloccato arciere guerriero, estrae e scaglia le frecce il 50% più velocemente, ottimo. Bene, altri 4 punti, vediamo dall'altra parte, zoologo, ricevi il doppio degli elementi quando scuoi gli animali, questo può essere importante, bene. Diamo un'occhiata. Muraglia umana, subisci meno danni dagli attacchi di animali e riduci la probabilità di venire sbattuto a terra dai nemici. Questo può essere importante, però vediamo. Corsa nella giungla, muoviti più rapidamente da accucciato. Questo è fondamentale per effettuare agguati, quindi prendiamolo. In alto, vediamo un po'. Ricarica pistole, mitre, shotgun il 25% più velocemente. No, non mi sembra abbastanza utile. Per me muraglia umana è molto più importante. Benissimo, e l'ultimo punto adesso lo possiamo spendere magari nella sezione dell'airone, che ci sono anche notevoli abilità più importanti. Super siringa, le siringhe che prepari durano il 25% in più, questo è fondamentale. Morte dal basso? Premi F per uccidere un nemico sopra di te su una superficie scalabile. Questo è un'uccisione molto ma molto importante. Adesso vedremo il tutorial per capirne di più. Vediamo un po'. Vedi tutorial. Come funziona? Ah, perfetto, proprio da una sorta di sporgenza, una sorta di attacco, per esempio da un torrente, una cosa del genere. Cos'è questa maschera? Respiro profondo, stai sott'acqua più a lungo senza avere bisogno di emergere per riprendere fiato. Una sorta di terzo polmone. Vediamo un po', guerriero dei cavi. Spara con le armi a una mano appena affronti un cavo. Per me l'idea migliore è quella di potenziare le siringhe in modo tale da essere più resistenti in battaglia. Perfetto. Allora, vediamo un po' quello che dobbiamo fare. Ottimo, guardate un po' il nuovo tatuaggio, ragazzi, si è illuminato addirittura. Hoyt Volker, vediamo un po' qualche cenno storico sul nostro amico. Ho passato anni a spulciare il dossier di Hoyt. Ecco quello che so. Gestisce il più grande traffico di armi, droga e schiavi del Pacifico del Sud ed è al comando del suo personale esercito di spietati mercenari, i pirati vestiti in rosso. Dice di avere esperienza nel campo minerario, ma non ci sono prove. A dirla tutta, nessuno sa da dove venga Hoyt. Cazzo, perdona il francesismo, ma per quanto ne so, può venire anche da Marte o da Giove. Wow, il nostro amico a quanto pare è il più criminale anzi il più grande criminale della nostra cittadina. 1500 metri il nostro obiettivo. Vediamo un po' quello che possiamo fare. Abbiamo solo 2 freccioline per il nostro arco. Vediamo di recuperarne qualcuna qui intorno. Vediamo se il nostro amico qui ne ha. Sarà molto dura, mi sa che dovrò ricomprare l'intero set, ma la cosa più importante sarà quella di creare una faretra più grande. Attenzione qui ragazzi che c'è la zona minata, vediamo di uscire fuori dal campo minato. Allora, vedete un po' quanto è utile il nostro mirino, vedete un po' quanto è ben dettagliato, addirittura c'è la sezione range più, range meno per aumentare la portata, fighissimo. Vediamo qua ci sono dei forzieri, magari riusciamo a recuperare qualche soldino. Feticcio di cinghiale, ben 37 dollari, wow, molto molto bene. Ok, procediamo dritto, attenzione che ci sono notevoli pirati ancora davanti a noi. Quante frecce abbiamo disponibili? Vediamo. Diamo un'occhiata. Dannazione. Vabbè, ne avremo 2 probabilmente. Vediamo di andare avanti. Magari vediamo se riusciamo a ritrovare una bella macchinina. Attenzione che qua ci sono questi dannati uccelli. Ah, ecco qualche macchina, perfetto. Attenzione. Qua ci deve essere qualcuno. Perfetto, una guardia. Oh! Attenzione, più di una guardia che fanno probabilmente sorvegliano l'auto. Quindi abbiamo uno davanti. Perfetto ragazzi, vedete un po'. No! Crepa, brutto stronzo. Guardate che faccia brutta che ha il nostro amico. Attenzione, non abbiamo più freccioline mi sembra. Perfetto, ancora 2. Questi stronzetti facevano la guardia alla macchinina. Vediamo che cosa hanno. Questo è pieno di molotov ragazzi, guardate un po'. 9 dollari, Vediamo. Andiamo avanti. Una macchina! Dannazione. Eccolo. Crepa. Ce ne deve essere un altro. Perfetto. Prendiamo le frecce e andiamocene via. Tutta birra. Presto. Via 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 via. La macchina. La macchina. Ha addirittura una sorta di mitragliatrice pesante sul retro. Via di qui. Presto presto. Andiamocene. Dannazione. È sbarrata. Via 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 via. No. Da dove siamo arrivati? Ah, noi siamo scesi con il cavo. Dannazione. Oh no. Tutta la troupe di pirati dietro di noi. Vediamo di trovare un'altra via ragazzi per fuggire di qui. Presto, ci stanno inseguendo. Maledizione. Adesso voglio provare però l'arma fissa appunto nel retrotreno. Adesso vedremo. Via 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 via. In mezzo alla città. Dannazione. Non ce la facciamo. Presto. Ottimo.
Attenzione che ancora ci vedono quegli stronzetti da là sotto. Perfetto. Attenzione. Avanti. Ah. Perfetto, procediamo dalla spiaggia, l'unica via disponibile. Vediamo un po'. Mi sa che dobbiamo prendere la nostra macchinona qui fuori. Ok, vediamo un po'. Un quad! Wow, questo mi sembra bello. Vediamo un po' dove dobbiamo arrivare, se dalla nostra posizione ce la possiamo fare. Perfetto, possiamo attraversare tutto il tratto di spiaggia. Vediamo un po' com'è questo bel quad e diamo un'occhiata soprattutto a qualche descrizione. I quad sono stati importati come mezzo di svago. Ai pirati piacciono i divertimenti estremi, come i persiani, i texani e i residenti del New Jersey. Infatti noi siamo residenti del New Jersey e ci piace andare appunto nella nostra bella laguna con il quad. Ok, vediamo un po'. Mi sa che dobbiamo andare dall'altra parte però. No, 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 no. I pirati. Dannazione. Vediamo se riusciamo a trovare una piccola stradina. Ok. Perfetto, siamo nella direzione giusta, ragazzi. Guardate che figo il paesaggio da questa parte. Proprio siamo sulla spiaggia con il nostro bel quad. 1500 metri il nostro obiettivo principale. Mi ricorda questo mare che abbiamo alla destra un po' la caccia agli squali. Ho visto che nella mappa è disponibile cacciare qualsiasi cosa, come per esempio gli squali, e voglio vedere proprio magari in un prossimo gameplay come riuscire a cacciarne uno. Attenzione che qui appunto c'è il burrone. Maledizione, non lo so proprio guidare il quad. Ok, voglio vedere proprio come riuscire a cacciare uno squalo, magari con l'arco, con il coltello, con qualcosa del genere. Attenzione, attenzione, calma, qua siamo ritornati probabilmente alla zona di prima. Sì, 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 ma adesso passiamo da questa parte. Via, via di qui. Maledizione, non ce la fa il nostro quad. Presto, via, 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 via. Ai, via, via. Maledizione. Ce l'abbiamo fatta. Presto. Ci abbiamo rimesso un braccio, una gamba e forse l'osso del collo, però siamo riusciti a fuggire benissimo. Allora, vediamo cosa c'è qui intorno. Altri pirati? Mi sembra che questo, crepate, minestrone di ossa, è molto ma molto più veloce della solita macchinina, ragazzi, ed è molto molto più resistente. Guardate un po' come attraversa questi tratti acquiferi. Benissimo, attenzione a tutte queste rocce qui intorno. Questa è praticamente la strada per il ritorno. Stiamo appunto attraversando la stessa strada che abbiamo fatto all'andata. Benissimo, attenzione. E infatti, quindi, come vi dicevo, farò una sorta di gameplay di caccia, magari per cacciare gli animali più strani, come per esempio gli squali, o magari qualche cosa di più grosso, come per esempio i coccodrilli. Allora, vediamo un po', questa è una specie di relitto, il cimitero di aerei, perfetto. Attenzione, qua dobbiamo attivare una torre radio, perché proprio non riesco ad orientarmi. Attenzione, qua ci sono delle piantine, perfetto. Ok, procediamo da questa parte. Vediamo se si può andare. Mi sembra che siamo arrivati in una specie di vicolo cieco. Il nostro quad non ce la farà da questa parte. Dannazione, vediamo di tornare indietro. Guardate però che figo il nostro tatuaggio sulla sinistra, proprio bellissimo. Allora, vediamo di qui. Tutti i gabbiani intanto intorno. Attenzione alla nostra destra, se no ci arriva qualche escremento. Speriamo di no però. Ok. Dannazione, non li ho visti. Maledizione, tutti questi stronzetti. Proprio l'isola bruca di pirati. Andiamocene via. Bene, 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 ci stanno inseguendo, dannazione. No, ma proprio il quad non è cosa mia, maledizione. Vediamo un po'. Li abbiamo fatti impantanare. Benissimo, andiamocene. Presto, presto. 400 metri il nostro obiettivo principale. Eccolo lì. Maledizione, mi sa che dobbiamo continuare a piedi, ragazzi, non ce la facciamo. Via di qui, si stanno avvicinando. Via, 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 via. Ce l'abbiamo fatta. Ottimo. Perfetto, hanno perso addirittura la nostra posizione. Attenzione, 300 metri. Attenzione! Che cosa sono? Oddio! Ci insegue! Maledetto! Crepa! Crepa! Dannazione! No! Crepa! 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 Che cos'è? Scuoiare l'animale. Drago di Komodo. Avevo visto qualcosa qui intorno, ragazzi. Sentite tutti questi suoni strani. Sembra che qualcuno sta soffiando all'interno di un tubo. Che cos'è? Aspettate. Curiamoci, che è sempre utile tenere la salute al massimo. Diamo un'occhiata nella nostra mappa. Vediamo un po'. Probabilmente non l'abbiamo scoperta. Questa deve essere una zona di caccia di questi draghi di Komodo. Sono carnivori, predatori. Oh mio Dio. Vediamo di lasciare questa posizione. Mamma mia. Non volevo fare la stessa fine che ho fatto con il coccodrillo. Vediamo di andarcene. Mamma mia, 300 metri il nostro obiettivo. Intanto qui cosa c'è? Vediamo un po'. Maledizione. Una bella piantina, magari per creare foglia verde, perfetto per creare le nostre siringhe, ottima. Abbiamo scoperto una nuova specie a quanto pare. Attenzione, maledetti pirati ancora dietro di noi. Olè. Vediamo che cosa c'è dentro questo bel convoglio. Attenzione. Qua c'è una bella macchinina. Probabilmente ci sarà una torre radio a una centinaia di metri dalla nostra posizione. Attenzione.
Benissimo, scendiamo con calma senza romperci l'osso del collo. Allora, vediamo un po' cosa c'è qui intorno. Speriamo di non beccare coccodrilli, perché le gambe ci servono. Perfetto, vediamo cosa c'è. Il convoglio deve essere qui. Ci accamperemo sulla collina locale per fare una specie di azione all'Assassin's Creed. Vediamo. Allora, 70 metri. Ecco qua. Ah, dobbiamo affrontare... Oddio, qua c'è un intero precipizio. Come facciamo a scendere di qui? Meno male che c'è il nostro cavo qui intorno. Tanto qui non c'è niente di importante. Perfetto. Geronimo, andiamo. Bisogna spaccarci la testa. Ottimo. Ecco qui. Intercetta il convoglio che trasporta Oliver. Maledetti questi dannati animali. Non mi hai visto tu. Non mi hai visto. Non c'è nessuno. Tranquillo. Non ti voglio fare nulla. Perfetto. È troppo tardi. La prossima tappa è il centro ittico. Stanno portando Oliver a un elicottero. Devo trovare una buona posizione prima dello scambio. Giusto, vediamo un po' di scappare che questo qui ci divora. Non ho abbastanza frecce e non voglio perdere siringhe. Presto, abbiamo 1 minuto e 40. Andiamo alla posizione tattica. Vediamo un po'. Arma fissa. Abbiamo il nostro mitraglione nel retrotreno. 400 metri del nostro obiettivo primario. Vediamo un po' se possiamo intercettare questo benedetto convoglio. Benissimo. Allora, dobbiamo probabilmente trovare una specie di posizione rialzata, magari per beccarli dall'alto. Però la cosa che mi preoccupa è che non ho molte munizioni, ho appena 3 frecce. Vediamo un po'. Oddio, che c'è un precipizio. Benissimo, procediamo dritto. Olè, questa è la posizione tattica. Possiamo lasciare anche la nostra autovettura qui intorno. Bene. Oh no 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 no. Ci hanno visto. Maledizione. Ah, la posizione tattica è sull'albero, a quanto ho capito. Perfetto. Vediamo un po' di andare avanti. Dobbiamo eliminare tutti questi maledetti che ritroviamo appunto davanti a noi. Maledizione. Granata? Meno male che ce l'hanno detto, ragazzi. Cambiamo posizione. Vediamo di prenderli di dietro. Olè! Abbiamo 40 secondi. Dannazione. Abbiamo poco tempo. Dove sono? Eccolo. Dannazione. Vieni qua, bello. Perfetto. Crepa. Curiamoci. Ottimo. Non abbiamo più siringhe. Recuperiamo le frecce. Quel bordo. Dov'è questo dannato alberello? Ah, ecco la posizione strategica. Fucile da cecchino. Vediamo un po'. Allora. Perfetto. Vediamo un po' di individuare i bersagli. Dov'è Oliver? Vediamo un po' di trovarlo. Meglio aspettare giusto, di vederlo. Cos'è? Ecco. Elicottero russo. Sta arrivando qualche convoglio. Perfetto. Identifichiamoli. Vediamo dov'è Oliver, dannazione. Deve essere da queste parti. Era sull'elicottero l'ultima volta che l'abbiamo visto. Perfetto. Vediamo un po'. Dov'è? Eccolo. Maledizione, non l'ho visto. Dov'è il bersaglio? Ah, eccolo lì. Spara al momento. Bene ragazzi, vediamo un po' di sparare al momento giusto. Stanno a quanto pare massacrando il nostro povero Oliver. Si stanno divertendo i nostri amici. Vediamo di prendere il nostro bel fucile da cecchino e sparargli in testa a tutti. Allora, le guardie devono essere uccise e il nostro amico non deve salire sull'elicottero. Benissimo, attenzione. Mi ricorda un po' Sniper V2. Dannazione, non l'ho preso. Corri, Olli, forza! Ah! Sono molto ben imbottiti ragazzi. Crepa, brutto stronzo. Maledizione, stanno facendo a pezzi Oliver. Bene. Abbiamo ancora notevoli colpi nel caricatore. Perfetto. Ricarichiamo presto. Lo stanno facendo a pezzettini proprio. Una specie di... Ah! Perfetto. Crepa, brutto stronzo. Ne rimane ancora un altro. Maledizione, non l'ho beccato ragazzi. Oliver, ci devi dare una mano. Perfetto. Scappa amico mio. Vediamo un po' se ce ne sono altri. Ecco che stanno arrivando. Vediamoli. Olè. Dobbiamo mirare alle parti vitali ragazzi. Sono molto ben equipaggiati questi maledetti. Ecco che ne arriva un altro. Ricordiamoci come facevamo con Max Payne, soprattutto con Sniper 2. Perfetto. Vediamo un po'. Eccoli qua nella parte superiore, vicino alle scale. Perfetto. Scappa amico mio. Ce ne sono altri. Eccolo. Mi ricorda molto Nico di GTA 4 questo qui. Ah, perfetto. Ce ne sono altri? Vediamo un po'. Dov'è il nostro Oliver? Oliver. Ah, ce l'abbiamo fatta. Ancora un altro qua sopra. Ricarichiamo. Presto. Avanti. Olè. Maledizione. Dannazione, ci stanno facendo a pezzi ragazzi. Guardate questo stronzetto qui davanti a noi. Oliver sta morendo. Maledizione. Non è molto facile sparare con questo fucile. Ecco un altro. Olè. Ok, ricarichiamo.
Vediamo un po' su questa specie di ponticello se c'è qualcuno. Probabilmente lo inseguiranno con la barca. O forse potrà scappare con la barca il nostro amico. Oh, ah, maledizione, devo ricordarmi come si mira. E devo mantenere la calma. Ole! Credevo di prendere 2 piccioni con una fava, ma non ci siamo riusciti. Ole, ruba la barca. Rubala, amico mio. Presto, non avrò colpi per molto. Lanciarazzi. Oliver, qui! Oliver, maledizione. Vediamo di raggiungerlo, ragazzi. Dov'è? Oh, no, 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 no. Come facciamo a salire? Saltiamo! Oddio! Ah! Dov'è? Dov'è la barca? No, 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 non sotto. Maledizione. Saliamo. Mi hai salvato. Ah. I tatuaggi. Andiamo, già scemi i tatuaggi. O addirittura mitragliatrice fissa. Proprio quello che volevo. Ah! Presto. Sarà molto duro andarcene via di qui. Vediamo di proteggere questa barca. Allora, cosa c'è qua davanti? Un porticciuolo nemico. Olè, meno male che avevano lasciato un bel barile. Attenzione, qua c'è qualcuno. Una bella barchina. Eliminiamoli. Maledetti. No, 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 no. Si è messa davanti. Dannato Oliver, ma è proprio uno stupido questo qui. Presto. Quando è stata l'ultima volta che hai preso la patente nautica, amico mio? Proprio gli siamo saliti sopra, guardate. Sopra la barca, proprio un grande pilota abbiamo. Qua ci sono dei barili. Ole. Maledizione. Addirittura con le RPG ci sparano questi stronzetti. Attenzione. Vediamo un po'. Perfetto, ce la stiamo facendo abbastanza bene per adesso. Non abbiamo siringhe però. Un'altra bella barchina. Perfetto, eliminati. Attenzione, non ti mettere davanti stavolta. Spariamo. Tutta manetta, difficilissimo. Mamma mia. Dobbiamo creare le siringhe se ne abbiamo qualcun'altra, ragazzi. Vediamo un po'. Kit medico. Crea, ne abbiamo 2 foglie, quindi possiamo creare 2 siringhe. Utilizziamo una. Ottimo, via di qui, basta. Uff, vediamo un po'. Ci sarà qualcuno. Ecco una macchinina. Maledizione. Eliminiamola. Olè, perfetto, vediamo un po' da queste parti. Ah, siamo arrivati in mare aperto a quanto pare. Vediamo un po' di qui se esce. Immaginavo. Maledetti. Oh, sento il rumore di un elicottero. Dannazione. L'abbiamo eliminato quello, perfetto. L'elicottero. L'elicottero. Maledetto. Buttiamolo a terra. Olè. Un altro porticciuolo. Crepato. Olè, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Quelli per Capodanno. Ah, ancora la barca, dannata di dietro. Ah, vattene via, amico mio, ce l'abbiamo fatta. Olè. È fatta. Bene. Mi hai salvato. Cazzo. Stavano minacciando mio padre. Avrebbe sborsato un sacco di soldi. Olli, ti avrebbero venduto come schiavo dopo, anche se avesse pagato. Oh, cazzo. Questa è proprio una storia di merda. Non so se ne scusano. Ti conosco, Olli. Sei più forte di quel che pensi. Vieni con me. Ho un luogo sicuro per nasconderti. Perfetto, ragazzi, siamo riusciti a completare un altro capitolo della nostra storia. A quanto pare il nostro Jason se la sta cavando bene. Vediamo un po'. Ho trovato Oliver. Oh, ragazze, sono qui. Che bello vederti! Oh, sono fatto come un cammello e la serra va a fuoco. Ma dove cavolo siamo? Wow, che botta. Chi è che vuole provare prima che lo spenga? Io... Ehi, arrivo tra un attimo. Ma questo è il paradiso. Jason, quando hai un attimo vieni da me, devo mostrarti una cosa. Anch'io ho una cosa da farti vedere, vieni. Ehi, sto costruendo una croce per Grant. Grazie. Non ho proprio avuto il tempo. Dobbiamo parlare. Parleremo, ma non ora. Devo trovare Riley. Se gli succedesse Mi qualcosa... manchi. Ok? E ti porto in giro tutte quelle armi e hai quei tatuaggi strani e... Non dico che non devi salvarli, sono solo preoccupata. Stai cambiando. Lisa, tranquilla. Per la prima volta ho il controllo della mia Lo vita. so, hai È una cosa ragione. buona. Ci abbiamo lavorato tanto e ho un lavoro nello studio che ti aspetta. Ho aiutato Steve. Senti, non voglio parlare dei tuoi ex adesso. Questa è la mia vita. Devo farcela da solo. Ok. Ok. Ho capito, sei stressato, ne parliamo dopo. Ti amo.
E ora vai, prima che provi a fermarti di nuovo. A quanto pare ragazzi siamo riusciti a terminare anche un'altra missione della nostra campagna. Il nostro pezzo di storia continuerà all'interno del prossimo gameplay. Esci dalla grotta sarà quello che faremo appunto nella prossima puntata. Spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite un commento oppure un bel voto. Ciao a tutti ragazzi!